Alexa, io sono quasi pronto che sto andando insieme. Che si dice oggi di bello? Oggi il tempo è soleggiato. Si prospetta una giornata piena di positività. Ah, meno male, meno male. Vabbè, d'altronde io sono sempre positivo, quindi... Hai fatto il tampone? No, Alexa, io sono positivo nella vita, non positivo del virus. Se sei positivo, indossa la mascherina. Ma se sono solo a casa a contagiare, non c'entra niente la mascherina. Alexa, Senti Alexa, io mi sto spicciando che devo andare insieme in televisione. Oh. Non puoi uscire da casa se sei positivo. Ma chi può pazzo a dire che sono positivo? Vuoi fatto il tampone? Alexa, facciamo così. Sono negativo. E perché sei negativo? Perché non posso essere positivo. La negatività non aiuta nella vita di tutti i giorni. Lo so Alexa, ma se non posso essere positivo, meglio essere negativo. Ma tanto io lo so che sono positivo. Vuoi fatto il tampone? Non ne devo fare tampone. Se questo uscio tampone. Va bene, ho capito. Che cosa hai capito? Che sei un tipo negativo e quindi devo cercare di farti diventare positivo? Alexa, ma chi te l'ha detto che io sono negativo? Io sono sempre stato positivo e non sono mai stato negativo. Allora lo vedi che hai bisogno... Ma c'avevo finito di telefonare. Ormai fra tutto lui. Finivo qua. Basta, non mi cercare più. Niente, che c'è una camicetta, tutti on, non l'ho capito che è maritata. Vai, Sabbo, tu sei maritato, Sabbo. Che ci posso fare su chi stai insista? Insista, non è che stai parlando come figlia, no, vero? No, che c'entra? Ci parlai ieri. Fai una cosa, mia figlia leva di là la testa, ora chiami c'è chi sta a risolvere questa situazione. No, ma posso scudare. A cui? A tuo figlio. Ne sei, non voglio sentire che tu caricisti, chiami c'è chi, prima che oggi ne usciremo mano. Però a chi ci posso chiamare? Chiamici Ministero. Mi senti? Minì. Tenesti? Tu mi stai vedendo? No. Allora vuol dire che Minì. A chi ci chiamo? Io ci canto. Scopri ma via, dove studiamo. Accarrettata di Roma. Di non cantare, te. Mario, almeno perché stavo andando, ma passo marito di Anna Maria. Ah, te la passo io, vero? O si rimpazzire? Ma tu va bene a sta Anna Maria, vero? Ma vuoi più troppo bene. Ma chi stava, c'è sto piano? A Peri spatte ma faccio. Allora vuol dire che la ami. Mario, per fare di tutto qui, da sogno troppo affemminato. E chi ci succo si do? Non pare, però l'importante è che ho avuto piacere. I tentativi di approcci sono tanti, parliamoci chiaro. Uno, quando tu ti sei messo con la tua ex moglie, avevi 20 anni, c'erano altre dinamiche, eri giovane, c'era un altro modo per abbordare una ragazza. Ora no, sono cambiati i tempi. La verità è che poi a 50 anni ti senti uno scarto. Noi a 50 anni siamo scarte. Scarte, proprio scarte, non scarte per dire minchia che è Skype, no, Skype, proprio scarte. Noi siamo, come ti posso spiegare, è come andare a un aperitivo alle 9:30 di sera e arrivi al tavolo dove c'è tutto il mangiare, ecco, e trovi insalata di riso, ecco, un Skype. Noi già siamo quell'insalata di riso, siamo noi. Sì. E poi pensi, cosa fai? Come ti approcci? Una volta per abbordare una ragazza bastava un fischio, bastava una ragazza... Io manco mai per a farlo. Io l'altra volta passò una... Ma ho detto, no, sto facendo un po' di vento, perché... E poi oggi come oggi devi stare attento, perché se fai... rischi la denuncia per molestia, perché ormai bisogna stare attenti, perché tu hai molestato, sei un sessista, non puoi fare apprezzamenti. Come fai ad approcciarti a una donna? Come l'abbordi? Una volta c'erano tanti abbordaggi, c'era l'abbordaggio, diciamo, tabacchino. Prima si faceva l'abbordaggio tabacchino, tu avvicini alla ragazza e dici, scusami, c'è da accendere?
c'è da accendere, e lei ti accendeva si sempre era così, c'è da accendere, certe volte io facevo pure, manco fumava, scusami, non è che da accendere, sì, ma la sigaretta, era fiore in media, era fiore in media, devi fare l'abbordaggio, scusami, c'è da accendere, ora fumare è un'onta, una vergogna pazzesca. C'è gente che tu li vedi fumare anche se bisogna andare fuori, non solo se ne vanno fuori, nei parcheggi si ammocciano sotto le macchine, tipo tempi di scuola, quando uno stava così sbampava sotto i banchi, ci vergogniamo perché ormai ti stanno facendo questo terrorismo sul fumo. Non solo c'erano le frasi, ora ti fanno pure le fotografie, c'è chi do casa sacco pieno, c'è chi do ti fanno abitare chi do per incretato, chi do che veramente una volta metto un pere tutto malo come si vede, ma chi so, sbampo con pera, la sigaretta, non si capisce, ormai ti danno. E se vai a fare tu, vai a chiedere a una ragazza, scusami, c'hai da accendere, come è successo l'altra volta a me, ho detto a una ragazza, scusami, c'hai da accendere, questa mi ha guardato e ha detto, cioè, ma perché tu fumi? Cioè tu nel 2021 ancora fumi? Nel 2020 volevo smettere, poi tra Covid, chi si è camminato e disse, quanto continuo, tanto ormai c'ho un virus là, mi scantare una sigaretta. E insomma, quindi capisci? Questa mi fa dire, scusami, c'è da accendere, dice, ma tu fumi. Cioè tu lo capisci che la sigaretta, che la carta della sigaretta c'è il catrame, cioè tu lo capisci che il tabacco contiene la nicotina, che la nicotina, diciamo, il passaggio dal fumo al cervello è immediato, che crea assuefazione e che tu rischi poi di non poter smettere più e che te ne vai in crisi di astinenza e che vai in delirio e che c'è crisi epilettiche, picchiava la sigaretta, ma un sogno un quel noto io. Tu un fumo, ma tu fumo un cervello però. Non lo sai più, come abbordare una donna non lo sai. Non sai minimamente come la puoi approcciare. Quando eri più giovane, tu pensi a quando l'hai abbordata, quando avevi 20 anni, quando andavi a scuola, quando eri in vacanza, in villeggiatura, e c'erano quei bei falò in spiaggia, che non me li posso dimenticare. Io suonavo la chitarra, andavo sempre in spiaggia a suonare, facevamo i falò e io suonavo la chitarra. Là ci pomiciavano tutti e io suonavo la chitarra. Ero destinato per una volta sola che ho rimorchiato una ragazza, si fotterà la chitarra, che è stato uno dei momenti più brutti della mia vita, ancora me lo ricordo. Oppure c'erano le feste, c'era il bastone, il gioco della bottiglia. E mi ricordo che quando giravano la bottiglia e ne usciva io, tutte scappavano, tutti i femmine io ero lo sfigato del gruppo, proprio momenti brutti. Il bastone, io risava sempre con il suono in mano, perché là ci andavano tutti, si andavano a imboscare, c'era il lento, il tempo delle mele, e a me risava il tempo rapida. Insomma, che poi veramente, tu pensa come abbordavi? Prima si abbordava per delega, vi ricordate? Chi può avere 50 anni, chi ha vissuto negli anni 80, quando si abbordava perché tu andavi dal tuo compagno, Gianluca, glielo puoi dire a Luisa se si vuole mettere con me? E Gianluca tichi. E Luisa dice, Ernesto, ti vuoi mettere con lui? E Luisa dice, ma tu perché sei buona Ernesto? Effettivamente. Mi sa che ha una patta a 70 perché Luisa appena ci disse il tuo nome si schiaffiò. No, insistisci, dille che c'ho la moto, la moto era un lusso, il Cagiva 125, non il Vespa 125 arcobaleno o il Cagiva, c'era il Cagiva, la Priglia. Sì, allora sì, aspetta che gli dico, dille che dice, va bene, allora gli dico che c'hai, Luisa, senti, Ernesto c'ha il Cagiva 125. No, me ne fotte ne, non ci voglio con me. Niente, ne manco con Cagiva. No, insistisci, dille che c'ho la patente, che io fra un anno mi prendo la patente. La macchina era importante, all'epoca la macchina aveva un suo valore. Allora lui andava, diceva, senti Luisa, dice Ernesto che praticamente, diciamo che fra un anno avrà la patente. Se c'ha la patente, allora forse me la potrei accollare. Ui, che ne fatta fu, tranquillo. Dice che se c'hai la patente se lo può accollare. Hai fatto meno male perché Cagiva su fottere stamattina. Era un tentativo vano, però a volte ci riuscivi.
sempre bloccati su queste macchine nel traffico, ma dove stanno andando? Ma come ci si dia? Smuoviamoci, devo andare a casa. C'ho la spesa in macchina, devo mettere la spesa nel frigo. Sbrighiamoci. Il latte ma diventò ricotta. Vi posso riempire i cannoli a tutti, ma come mi si dia? Le uova si stanno aprendo, le uova, si rapero. Sono spuntati i pulcini, sono dietro, si misero la cintura. Che camorria, ci dobbiamo muovere. Vedi che sono puntuali, l'hanno con mia, mi fanno apposta ormai, disgraziati. Ma me l'hai pigliato. Chi hai? Ti confondo te? No, sto cercando l'ispirazione, Lella, perché io sono stanca di questa vita monotona, voglio dare un cambio drastico alla mia vita, voglio fare parlare di me. Io non ti capisco appunto come pare. Comunque, se vuoi fare parlare di te, facciamo una cosa. Ti rugno un coppo di bacchetta, ti stinnicchio intera, ti addormisci a così sopra il giornale, parlano di te, va bene? State ferma, Ho forza. fatto di male, vai. Hai visto Gianata? A tesoro hai visto. Wow, Lella, mi hai trasformato in Margot. Sì, così in coppo no. Poi è che sti cioccolatino. Sì, per il mio Lupin, sì. Vado, ciao, ci vediamo presto. Ora mi rugno un coppo magari io e vediamo se divento un marron glacé. Hai visto Staffo? No, hai visto a sto solo. Avanti, cammina, aiutami a cercarlo, E che camorria. Sai l'ultima. Due figlie stanno giocando, lo sai? È uscita la Barbie divorziata. Ah sì, e che accessoria ha? L'auto di Kenny, la bacca di Kenny, la casa di Kenny, tutto di Kenny. Sai l'ultima.